No, perché parlavano. Siamo andati via. È una promessa che abbiamo fatto. Abbiamo lasciato i biscottini perché hanno fame. Sì, L'ho detto. sì. Tante volte l'hanno detto fame. Com'è che si chiama il coso qui? Il put. No, il fumiciattolo. Allora, questa è la fossa esterna. Sì, ma ha un nome? No, fossa esterna. Qui c'è il sile, qui dietro, grande. Ma un bambino nato qua. Ma infatti a me sembra strano perché, cioè, almeno in tempi recenti, Poi ho detto tanti anni fa. sì. Ma ha detto annegato. No, però ha detto caduto. Boh, non so, comunque Però ha detto anche buchi. Buchi sentivo. comunque tu ti vedrai, faceva impressione. A me, sicuramente molto. E poi questa cosa dei biscotti, cioè, non so come ti sia venuta, cioè, perché L'hanno detto più di una volta, poi Fame dicevi- anche. Sì, ma, cioè, dice, cioè, hai fame, ho fame, cioè. E cosa faccio? Ma loro sono così. Cosa faccio? Cioè, una volta abbiamo fatto un'indagine, è saltato fuori che la famiglia era ebrea, noi non lo sapevamo, siamo andati alla ricerca di sti conti. Effettivamente erano ebrei, non lo sapevamo. E parlavano anche di un castello, di una villa, non so. E avevano proprio una villa castello, cioè. Sì, sì. Scusa, fa Tante volte magari dicono cose che non riusciamo a capire, Cosa da qualche parte? a trovare una spiegazione, però. Scusa, è stato più sul put l'incidente. Però mettere il bimbo annegato a Treviso. Ma sei illuminato quando. Di cosa stavo parlando? Cosa stavate chiedendo quando sei illuminato? Non me lo ricordo adesso. Ma poi si è sentito un rumore anche in fondo di là, più o meno allo stesso momento, quasi. Pieno di incidenti qua sul put. Ah, mortali? Eh? Mortali? Anche? Non so. Ci vado ogni giorno. Sì, ma incidenti sì, ma annegati. Ma tu hai sentito un bambino qui? Era lì. Cioè lì qui o lì di là? Lì di là. Dove c'è l'acqua praticamente. Allora, 25 giorni fa circa, Non so. Oddio. è il 20 del 5 del 2023. Ennesimo gravissimo incidente stradale nella notte con una 31enne in fin di vita. Lo schianto è avvenuto lungo il putto all'altezza del cavalcavia della stazione. Segue di poche ore l'incidente fatale a un centauro 39enne. Un altro incidente sul put. Zona Porta Santi 40. Qui in stazione c'è stato un incidente, l'ho anche visto passando, però no.
Non Ma- so se forse è morto qualcuno, ma era un signore anziano, credo. La Cappella Maggiore non c'entra, la Ponte Buona non c'entra. Borgo Cavalli dov'è? Poi vicino. Un autobus del MOM che investe una donna. Il 28 febbraio di quest'anno. Vabbè, faremo con calma. Sono già le preoccupate. Due fratelli sono morti annegati sul Piave, a Treviso. Ma avevano 14 e 18 anni. Sul Io non so- Piave ne muoiono tanti, ma il Piave è lontano. Però vengono fuori comunque tutte le notizie recenti. Bambina di 9 anni annega nel lago in provincia di Treviso, che era in gita con il Grest. Ma era un maschio o una femmina? Bambino o una bambina? Boh. La voce che ho Scivolata sentito io era da dentro l'acqua. bambino. Bambino era. Però dai, dice che c'era anche una bambina. Ho trovato una notizia che non c'entra con i bambini, però. Aspetta. Suicida nel Sile davanti alla gente. Le piccole vittime innocenti del 7 aprile 1944. Bombardamento. 123 bambini saliti prematuramente al cielo a causa del bombardamento di Treviso. I buchi forse dati dalle bombe. No, sono Ah, i ma sono i telefoni. nostri telefoni, ok. Ma sono i telefoni. Comunque questo si è ammazzato qui, un po' qui in là. Camminava in direzione del centro trascinando un piccolo trolley. Sembravano dei turisti che folavano. A un certo punto, arrivata all'altezza del ponte di legno, che abbiamo per quello dell'ex distretto, dove abbiamo bevuto l'aperitivo praticamente, qui più avanti. Ha appoggiato il trolley, si è tolta la giacca piegata e messa sopra la valigia. Ha riposto il telefonino. Poi, davanti agli occhi dei passanti incuriositi, ha scavalcato il parapetto e si è gettato nell'acqua fredda. Ha voluto farla finita così a 44 anni. Ho trovato... Ma la restera dov'è? Indietro, qui. Inizia. Che qua c'è un articolo di uno con tanto di nome e cognome che è morto annegato qua. Dov'è la Digetto? L'hai sentito nominare? Villanova. Dov'è Villanova? Dipende da quale Villanova. A Digetto sembra verso Adige quelle parti lì. Quanta gente muore annegata nel Sile? Tanto. Questa era caduta, aperta. Questa qua è tua. Chi è che ha fischiato? Un'uccellina, sai? No. Siamo uccellini. No. Sì, secondo me. Ha fatto. Sì, sì, è un uccellino. Tutto così. Per me è un uccellino. Sì, sì. Cioè, è un rumore conosciuto.
Abbiamo finito l'indagine qui a Treviso Sotterranea, adesso sentiamo la Sara, le sue impressioni a caldo, cosa ne pensa di questa nuova esperienza. Come ti è parsa questa esperienza un po' particolare, presumo nuova anche per te? Sì, indubbiamente. È stato, allora, meno spaventoso di quanto pensassi. In realtà più... non è stata una cosa angosciante, è stato come un senso di... boh, sembrava quasi di essere in di più intorno a un tavolo a parlare, soprattutto qui. Ha fatto un po' impressione il fatto che lei rispondesse proprio a quello che noi stavamo dicendo, ma quindi uno che è un po' scettico dice com'è possibile. E quindi questo mette un certo... insomma... Qualche punto di domanda li mette. Esatto. E sicuramente è stata molto curiosa come esperienza e devo dire che vivere questo luogo di notte è stato meno angosciante di quanto pensassi, perché mi aveva sempre dato un senso un po' di... in realtà in questo momento lo sento molto accogliente. Tranquillo, positivo, Sì. cioè si sta bene. Tu che avevi paura... Invece si sta proprio bene. Rispetto anche a oggi che eravamo più surattenti e dicevamo, non so, sentivamo presenze, non eravamo sicuri che adesso è come se ci avessero accolti bene. Sì, forse creare un momento di convivialità, di rilassatezza. Quindi adesso quando verrai da sola con l'imbrunire sarai più tranquilla perché vedi che è un posto positivo, piacevole, si sta bene, cioè le sensazioni sono belle. Sì, Quindi... in questa zona sì, indubbiamente. No, ma anche di là, sai. Non è Vedrai che è diverso adesso. vi saprò dire. Ci saprai dire. Sabina? Tu che hai fatto la ghost bendata... Sì, io non capivo molto la connessione con le vostre domande ovviamente, però quello che ho potuto percepire è che Sara qui è molto ben voluta e amata, soprattutto dai bambini, perché ho sentito tante voci di bambini che la chiamavano spesso e con affetto, quindi ecco, c'è un po' la stessa emozione che provavo prima con le cuffie. Sara, devi stare serena ed essere felice perché qua sei ben voluta e è stato emozionante, particolare, ecco. Io qui porto tanti bambini e secondo me cioè, questo portare in questo luogo tanti bambini, tante scuole, in realtà sono contenta che non venga visto come un'intrusione, ma come un... Anzi, probabilmente giocano anche, quindi sono contenti. insomma, risa, scherzi, così. Ai bambini piace molto questo posto in realtà. Allora vedi, c'è un nesso. Noi ringraziamo come gruppo Chiara, Sabina ed io, Treviso Sotterranea, che ci ha ospitato nei suoi posti, nei suoi luoghi, e arrivederci, a presto. Ciao ciao! Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.